Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio, alla rubrica Che fine hanno fatto. Allora, questa squadra qui, io me la ricordo nelle figurine e mi ricordo soprattutto questo nome particolare che non riuscivo a collegare a nulla e soprattutto facevo fatica anche a capire di quale città, di quale paese fosse. Parliamo del Giorgione, che è la squadra di Castelfranco Veneto. Ma perché si chiama Giorgione? Perché deve il nome al pittore appunto chiamato Giorgione, con lo pseudonimo Giorgione del 1500 della famosa scuola veneta, e il comune di Castelfranco Veneto decise di omaggiare proprio il personaggio probabilmente più celebre che avesse mai avuto, dedicandogli il nome della squadra di calcio. Giorgione, che nasce nel 1911, ha anche un'esperienza nell'allora Serie B, che si chiamava Seconda Divisione, nella stagione 2022, sì vabbè, stagione 1922-1923, un po' di Serie C negli anni 40, poi tanto dilettantismo fino agli anni 80, perché nell'84-85 arriva la promozione dalla Serie D, che allora si chiamava interregionale, alla C2, qualche anno di C2 negli anni 80, il ritorno in interregionale e poi ancora C2 con 8 campionati consecutivi dal 92 fino al 2000, con il picco della semifinale playoff persa contro il Livorno nel 96-97. Vi faccio vedere anche la figurina con lo scudetto. La C2 non aveva la foto della squadra, ma aveva soltanto i dati della squadra e lo scudetto. Eccolo qui, questo è il Giorgione, che arriva a fare la semifinale dei playoff per la C1 nel 96-97, perde contro il Livorno, retrocede alla fine della stagione 99-2000 e non si iscrive alla Serie D, ma viene rifondato chiamandosi Giorgione 2000 proprio nel 2000, ripartendo addirittura dalla terza categoria. Da lì tanta difficoltà per risalire, è risalito al massimo fino alla Serie D, alternando poi anche eccellenza, promozione. Oggi si trova in eccellenza e sono 25 anni che manca dal professionismo. Tra l'altro ogni anno io seguo anche sui social le sorti di queste squadre, quindi anche del Giorgione. Ogni anno vedo che parte anche bene in classifica, poi pian piano perde posizioni, non riesce a tornare quantomeno in Serie D. Vedremo poi anche l'anno prossimo, continueremo a seguire queste squadre, vedremo quale sarà la sorte, ma mi faceva piacere ricordare questa squadra con questo nome particolare, che vi ricordo, il Giorgione, del paese di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Questa è la storia del Giorgione, questa è la rubrica Che fine hanno fatto, dove ogni settimana analizziamo e ricordiamo una squadra che ha avuto un passato più o meno glorioso, più o meno celebre, e che oggi si trova un po' nel dimenticatoio delle categorie calcistiche. E vi ricordo anche che questa rubrica comprende anche alcune squadre straniere che mi avete suggerito, alcune sono venute in mente a me. Per ora abbiamo fatto solo l'Amburgo di straniero, ma nelle prossime settimane analizzeremo anche altre squadre, anche altri club che, come vi ho detto, mi avete suggerito anche voi in tanti bei commenti che io apprezzo moltissimo. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare tanti like e tanti commenti, in modo che io possa anche approfondire le storie che voi mi suggerite e mi portate. Mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo domani.